Al Mazzola vince il difensivismo del San Gregorio, il Campanarazzo incappa in un'altra giornata storta. Motta va alla soluzione Gelardi Sapienza, che potrebbe essere una delle chiavi per sventrare il fortino ospite. Preciso cross in area dove Ingo è sbarrato da Crisafulli e non sfonda nemmeno sulla ribattuta quando corre la mezz'ora. Poi al corner Marziale chiama all'uscita Crisafulli, raccoglie Russo al limite che cerca di farla passare in traffico senza risultati. Amore non trasforma a un passo dalla porta la respinta e si rimane sullo 0-0. Finale di primo tempo, Sapienza va da Marziale, costretto a palleggiare per liberarsi di Maugeri e compari. Non una chance, ma un esempio del trend di questa partita che si fa complicata per il Campanarazzo al rientro dagli spogliatoi. Non serve a conti fatti prendere in mano la partita, meglio affidarsi a qualche contropiede. I mister bianchesi lo architettano distendendosi con Gelardi, Contarini e Ingo. Li accompagna anche Amore in fase d'attacco, conclusione dalla distanza senza pungiglione. Il Campanarazzo si blocca qualche minuto e la punizione severissima non conosce appelli. San Gregorio all'angolo con Cannavò, Signorino preferisce l'uscita preventiva su Nicotra, ma l'anticipo gli è quasi fatale. Sulla linea salva Gelardi. Al settimo Miraglia per di prima sul filo dell'offside, scarico su Moschella che si allarga di qualche metro e in rasoterra sblocca la partita. Va sotto il Campanarazzo che a questo punto, oltre a intensificare gli sforzi per salvarsi dal secondo e inopinato KO di fila, prova ad aggrapparsi all'episodio con Ingo. A proposito, l'intesa del tridente oggi influisce sugli 0 gol all'attivo e spesso manca l'ultimo tassello, come in questo caso. Salva di tutto il San Gregorio, prima su Testa, poi su Marziale, allargato da Amore. Primo Rivoli così dalla panchina, pensa ad Abate di Bella ed Edu Sapienza, operando il primo doppio cambio all'ora di gioco. La gioca Testa, intanto per i due Sapienza, a destra. Amore dentro per Russo che viene puntualmente murato. Azione in corso e Sapienza non va oltre un prevedibile tiro. Crisafulli ringrazia. Ancora Edu Sapienza chiede strada. In seconda battuta passano Russo e Marziale, ma solo per qualche metro. Non altrettanto riesce ad Amore, che qualche minuto più tardi riceve da Giuseppe Sapienza e aggira la difesa ma in attacco. Non sembra esserci quella cattiveria per stendere l'avversario. Entra così Rosiglione che si propone al cross su assist di Abate. Amore colpisce di testa non a tal punto da far crollare gli ospiti. All'ultima fermata ai box si presentano Condorelli e Orlando. Rivoli gioca così tutte le ultime carte, ma in mezzo ci si mette anche qualche incertezza dell'arbitro su Rusca di Caltanissetta, che interpreta come parata facciale questo doppio braccio di Sabister a 10 minuti dalla fine. Proteste vane dei padroni di casa che spingono l'acceleratore del ritmo partita ben oltre i limiti del previsto, ma continuano a digiunare sotto porta. Corner di Marziale, Condorelli la raccoglie sul palo più lontano e Motta, al fine di trovare l'unico angolo libero della porta, si affida più alla potenza che alla precisione. Risultato, palla fuori. Più preciso è Peppe Condorelli in tre quarti di campo, lesto a intercettare una respinta del San Gregorio su iniziativa di Testa, per poi scagliare un sinistro tesissimo che Crisafulli spedisce sul palo. Dalla bandierina va Marziale e anche Rosiglione sciupa incornando proprio sul triplice fischio che fa felice solo gli ospiti.